Tutto facile per la Reale Mutua Finerachiene che sbanca il Palavignola per 3-0 contro la Golden Tulip, volato 2.0 Caserta, irriconoscibile, che perde i parziali a 16, poi a 17, addirittura a 10 nel terzo e decisivo set. 3 punti importanti invece per la formazione di coach Bregoli, che torna a casa con il sorriso in vista del match di Coppa quasi impossibile contro Conegliano. Partenza sprint subito per Caserta con i primi 2 punti che vengono siglati dalla nuova arrivata Deja Harris con 2 ace, però è un fuoco di paglia perché poi Chieri allunga subito fino al 14-10 con il primo time out del match e poi fino al 25-16 con il pallonetto che tocca a terra. E quindi 1-0 Chieri. Il secondo parziale invece subito a favore delle piemontesi, sostenute anche da un bel gruppo giunti dal Piemonte, che dopo la visita dalla Reggia di Caserta si sono recati al Palavignola per il match. Subito 8-14, ace della giovanissima Misceo all'esordio con la formazione casertana al Palavignola, 12-17, però anche questo è un fuoco di paglia perché poi Chieri chiude 17-25 con una murata della numero 12 Anastasia Guerra. E sul 2-0 praticamente la gara finisce perché la formazione di Bregoli mette subito la quinta, subito 6-1, subito time out per coach Guido Malcangi, ma la gara non cambierà più, finisce 15-10 con l'ace della giocatrice Grobelna. Si chiude così, quindi con un successo importante di Chieri, un successo che ovviamente lancia la formazione piemontese in vista della gara di Coppa, mentre per Caserta ci vorrà tanto ancora da fare per riuscire a conquistare una salvezza che gara dopo gara diventa sempre più impossibile.